Gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto, buon pomeriggio. Ci troviamo a Udine, la Roggia perché? Perché l'acqua sta passando e per parlare di questa tornata elettorale capiamone di più con Marco Orioles, giornalista, sociologo, impegnato sul territorio, eccetera. Allora, Marco, innanzitutto grazie per la tua disponibilità come sempre. Andiamo a fare un po' un'analisi tecnico-tattica di quella che è emersa da questa tornata elettorale. Una tornata elettorale che ha premiato l'unico partito di opposizione e i suoi alleati, un po' meno i suoi alleati bisogna dire, perché questa elezione fa emergere anche il clamoroso tracollo della Lega, che da partito del 30% si riduce a una forza con meno del 10%, e questo è chiaramente una vera e propria disfatta per il partito di Salvini, che comunque si accinge a formare il governo con Giorgia Meloni e con Silvio Berlusconi. Deludente chiaramente l'affermazione del centro-sinistra, che vede raccogliere un misero quarto del totale dei voti, con il PD che si ferma sotto il 20% e quindi ben al di sotto delle aspettative del segretario Enrico Letta e dell'intera coalizione. Senti, come sempre non ci sono sconfitti ma non vincitori, no, alla fine. Ah beh, certo. Se dobbiamo dire poi si è indecisi se annoverare nell'elenco degli sconfitti anche i 5 Stelle, che hanno raggiunto un risultato dimezzato rispetto a quello del 2018, ma comunque sono trionfanti perché tutte le previsioni li davano per liquefatti. Certo. Senti, chiaramente adesso i giochi sono più complicati, no? Perché hai detto, sì, Salvini, ok, l'ha presa nei denti, dovrà gioco forza per un anno stare tranquillo e gioco forza stare sotto le gonnelle della Meloni, però la situazione è che domani mattina le cose non sono più così semplici, no? No, certo, non sono semplici anche dal punto di vista degli equilibri interni al centrodestra, perché non sarà facile formare questo governo. Le sensibilità sono molto diverse, le priorità sono molto diverse, i programmi sono molto diversi. Amalgamare queste tre forze così eterogenee non sarà assolutamente semplice, e lo abbiamo visto in campagna elettorale. Berlusconi ha addirittura minacciato di uscire dalla coalizione in caso di posizioni non in linea con l'europeismo mainstream. Giorgia Meloni ha rassicurato sulla sua posizione, sulle posizioni internazionali dell'Italia sotto il suo governo, però bisogna vedere, perché lei è pur sempre presidente di un gruppo che raccoglie tutte le formazioni euroscettiche d'Europa. Ripeto, sì, ci sono sconfitti, gli sconfitti sono a sinistra soprattutto, anche se bisogna dire che l'alleanza Verdi-Sinistra è riuscita a raggiungere la soglia di sbarramento, contrariamente a Più Europa di Emma Bonino, che per un soffio ha chiesto il riconteggio dei voti, per un soffio non riesce a entrare in Parlamento. Senti, dove secondo te questa campagna elettorale dove non ha funzionato? Al di là dei soliti slogan, sappiamo che in campagna elettorale si può promettere tutto, poi alla fine si mantiene lo 0, no? Ma secondo te cos'è che non ha funzionato in questa campagna elettorale? Perché comunque gli italiani si lamentavano del fatto che non potevano votare, eccetera, però rispetto al 2018 c'è stato un calo non da poco, no? Questa campagna elettorale è stata veramente deludente, se non mortificante, perché è stata soprattutto una campagna giocata contro gli avversari. Non c'era comizio dei candidati in cui non ci fosse ampio spazio per le rimostranze nei confronti delle dichiarazioni assunte da questo o da quell'altro. E credo che questo agli elettori non sia piaciuto, soprattutto per quanto riguarda il centro-sinistra, che ha cercato la strategia della demonizzazione dell'avversario e chiaramente non c'è riuscito. Si è parlato poco di programmi, poco dei temi concreti che interessano i cittadini, e questo è un gioco che non fa bene alla democrazia, perché al momento della scelta di 5 anni ne dovremmo essere chiamati a fare una valutazione razionale dei programmi, delle proposte, dei progetti da portare in Parlamento e al governo. Cosa ti aspetti dal governo Meloni? Ma sostanzialmente una difesa degli interessi nazionali in sede europea, con un nuovo allineamento alla ricerca di alleati diversi da quelli tradizionali, cioè Francia e Germania, una maggiore interlocuzione con i paesi del centro Europa, con gli alleati insomma di Meloni
nella coalizione dell'ECR, e poi mi aspetto la demolizione del reddito di cittadinanza, che chiaramente è stata uno dei leitmotiv della campagna di Giorgia Meloni in campagna elettorale. E per quanto riguarda invece il ruolo delle opposizioni, visto che saranno 2 in Parlamento? Beh, comunque il PD è poi sempre la seconda forza del paese, con il 19%, e quindi potrà esprimere una posizione molto determinata. Anche i 5 Stelle hanno preso, ripeto, il 15% dei voti, e quindi avranno una pattuglia di onorevoli pronti a sostenere le ragioni di quella parte politica, e quindi sì, non mancheranno le voci contrarie, però chiaramente si perderanno in un mare, in oceano di centrodestra. Ti aspetti qualche interferenza da parte di Bruxelles, nel senso che abbiamo già capito che non è che vada tanto bene questo governo che sta per nascere per quanto riguarda l'Europa, lo vedo un po' come una sorta di distacco. Chiaramente siamo onesti, l'Italia è anche seri, l'Italia non va da nessuna parte se si toglie dall'Europa. Certo, Bruxelles ha già dato segnali di insofferenza nei confronti di Giorgia Meloni, e non è un bene. Noi speriamo che i rapporti istituzionali si mantengano a livello della correttezza, perché collaborare è necessario. Roma deve collaborare con Bruxelles e viceversa. E credo che Giorgia Meloni questo l'abbia capito, e non farà errori come quelli di Salvini di battere i pugni ogni piezo spinto. Secondo te, prima o dopo, Salvini tirerà fuori il suo spirito di, diciamo così, di demolitore? E credo che la sconfitta l'abbia un po' incattivito, per cui sicuramente cercherà di risalire nei sondaggi, valorizzando quei posti ministeriali che otterrà dalla spartizione delle caselle di governo, farà valere il peso del suo partito, per quanto sia relativamente più basso rispetto al previsto, e sì, non mi aspetto che un Salvini moderato. Certo. Senti, per concludere, poi ti lascio, qualcuno già fa delle candidature in vista delle elezioni 2023 per quanto riguarda le regionali in Friuli Venezia Giulia, cercando magari di carpire, no, qualcosa, e già lanciando un messaggio, ci saranno dei cambiamenti. Tu mi insegni che le amministrative sono una cosa, le politiche sono tutt'altro, no? Sì, certo, però l'ondata che c'è stata in questa tornata elettorale non potrà rimanere inascoltata. Credo che determinerà molti cambiamenti nella scelta delle compagini che si giocheranno il posto della presidenza della regione l'anno prossimo. Ne vedremo delle belle, insomma. Come no? Come no. Bene, grazie Marco, buon lavoro anche per la tua nuova avventura a livello giornalistico. Grazie. Bene, grazie a Marco Rioles, grazie a voi gentili amici e amiche, come sempre la Bisogna all'ascolto, e nella splendida location della Roggia di Udine che corre verso sud portando acqua verso i mulini, e ci aspettiamo insomma che questi mulini siano produttivi in tutti i sensi. Arrivederci. Anzi, mandi e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.